Bentornati nel canale degli uomini d'avanza da Andrea E il festaiolo? Va bene. Feste oggi, dai. Oggi torna il nostro ospite signora Anna. Lo senti l'odore di festa paesana nell'aria? Lo sento l'odore di festa paesana. Oggi torna come nostra ospite signora Anna che ci prepara il torrone fatto in casa. Ci sono cresciuto con questo io, eh. Dai, iniziamo con la ricetta. Prendiamo il nostro mezzo chilo di miele, lo gettiamo nella nostra pentola in modo da poterlo stemperare, perché non serve, non deve essere freddo, deve essere leggermente tiepido. Noi stiamo usando una pentola elettrica che, come vedete, nel frattempo miscela anche, quindi riscalda e miscela. Dovrà fare questo movimento continuamente durante tutta la cottura. Quindi lo impostiamo a 95 gradi, come vedete, e riscalda il miele. Nel frattempo mettiamo i 2 bianchi d'uovo. Non li dobbiamo sbattere tanto, dobbiamo solo rompere la struttura. Esatto, dobbiamo renderli più omogenei. Li uniamo al miele stemperato. E qui inizia la magia. Nel frattempo, come riscalda, il bianco d'uovo inizia a montare, si lega meglio al miele e inizia a montare. Il torrone che faremo sarà un torrone di ricetta sarda, tipicamente sarda, quindi avrà soltanto 3 ingredienti: miele, bianchi d'uovo e mandorle. C'è chi lo fa con le nocciole, c'è chi lo fa con le noci. Con i pistacchi, c'è chi ci mette dentro anche il mirto, c'è chi ci mette dentro la pancetta, non lo so, qualsiasi cosa. C'è chi successivamente lo glassa col cioccolato. Il nostro sarà proprio quello classico. Comunque vedete, nel frattempo la macchina lavora e più diventa bianco il composto e omogeneo. La durata del processo sarà più o meno 1 ora e mezzo all'incirca. Vedete, si forma anche una pallina di bianco d'uovo che si porterà avanti durante tutta la glassatura praticamente. Vedete come gira, guarda che bello, guarda che bello. È ipnotico. Non ti ipnotizza? Guardalo. A livello industriale il torrone viene fatto non più col bianco d'uovo ma Viene usato del bianco d'uovo liofilizzato. Rischia di meno di andare a male. poi vengono aggiunti anche sciroppo di glucosio per Sì. diciamo tagliare il miele, perché costa molto meno. Comunque a livello industriale sono prodotti che vengono messi nel mercato a prezzi più bassi, quindi questo è proprio tradizionale come si faceva un tempo. Ok, la lavorazione del torrone durerà all'incirca 1 ora e mezzo. Nel frattempo, quando mancano 25-20 minuti, iniziamo a tagliare le mandorle a metà. Noi procediamo così in modo da rendere un pochettino più mangiabile il torrone e non troppo duro. Ne abbiamo fatto una parte tagliate e una parte lasciate intere. Le tosteremo sulla padella leggermente. Sì, questa operazione si Esatto. fa a 20 minuti dalla fine della lavorazione, perché dovremo averle calde da inserire all'interno del nostro torrone, Esatto. per non creare uno shock termico. Quindi le mettiamo sul fornello. Fiamma bassa comunque, fiamma abbastanza bassa, in modo da scaldarle e dargli una leggerissima tostatura, perché non devono essere né troppo morbide né troppo dure. Ci sono persone che le pelano prima. A noi piace così con la pelle, però comunque La buccia gli dà un sapore in più, una spinta in più. Esatto, cioè c'è anche la versione con le mandorle pelate, però comunque le tostano tutte. Dopo aver tostato le mandorle, le raccoglieremo a mano, aiutandoci magari con un cucchiaio, in modo da lasciare tutto il residuo sul fondo, perché quest'ultimo andrebbe a sporcare il torrone. Nel frattempo
Vedete che sta prendendo corpo il nostro mix, diventa più bianco ma anche più solido e stiamo arrivando alla fine, è quasi pronto. Ecco, come iniziano a formarsi queste bolle, queste sacche d'aria, vuol dire che mancano più o meno 5 minuti alla fine. Guarda che bello, guarda che bello. Vedete qua com'è consistente. Ci siamo. Ce lo vorreste mettere il dito dentro? Bene, il cucchiaino non dovete metterlo sicuro. Ne sai qualcosa? Mandorle. Quindi le mandorle ancora calde. Spegniamo la macchina. Vedete la consistenza? Cremoso. Si indurirà raffreddandosi, quindi non dovete raggiungere una consistenza pietra, deve essere questa crema così appiccicosa. Gettiamo all'interno le mandorle. È appiccicosa ma non ultra appiccicosa, capito? Tipo dal cucchiaio, se tu lo togli con la mano riesci a toglierlo. Riesci a levarlo. Quindi le mandorle all'interno, meschiamo bene e ci siamo preparati una teglietta d'alluminio con l'ostia. Vedete? Ora lo gettiamo all'interno della teglia con l'ostia. Se non avete l'ostia, comunque facilmente reperibile nei negozi di materiale per pasticceria, potete usare della carta forno. L'importante è che non lo mettete così come nella teglia, perché si appiccicherebbe all'alluminio e non si riesce più a toglierlo. Riempiamo la teglia, chiudiamo con l'ostia e cerchiamo di dargli una forma. Lo schiacciamo per modellarlo e dargli la stessa forma della nostra teglietta, in questo caso una teglia di alluminio. Finalmente è pronto il nostro torrone. L'abbiamo lasciato sfreddare un pochettino in modo che si indurisse un pochetto. Guarda che bello. Ce l'assaggiamo un pezzo? Certo che ce l'assaggiamo. Così. Vai. Se ne vuoi più piccolo. Spettacolare. Lo so che ci invidiate in questo momento. Arrivo, andiamo alle giostre. Ti riporta a quei momenti. Sì, l'ho preso io il terzo, ti arrangi. Quindi questo qui ci ha detto la signora Anna che si può conservare se lo impacchettate bene, mettete o sottovuoto oppure proprio impacchettato bene con la pellicola in un contenitore di plastica ermetico tenuto in frigorifero. Quindi è un prodotto che si conserva anche svariati mesi. Se non avete a disposizione una pentola come abbiamo avuto noi, questo specie di cuocitutto, cos'era? Esatto. Un cuocitutto. Potete utilizzare il bimbi o una pentola normalissima sul fuoco con uno spargifiamma. Però dovete sempre mischiare, continuamente a mischiare con le fruste oppure con un mestolo di legno. Esatto. È un po' più laborioso fatto nella pentola, però ci potete riuscire. Il risultato è fantastico. Quindi ringraziamo nuovamente la signora Anna per essere stata nostra ospite per questo video. Se ancora non l'avete fatto, premete like lì sotto. Campanelle. Esatto, iscrivetevi e... Dai che ci siamo quasi.
Siamo quasi arrivati a 1000, siamo contenti che siamo quasi arrivati a 1000. No, 1000 non è. 1000. Iscrivetevi al canale, Non parlate con la bocca piena. i social, TikTok, Facebook li conoscete. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.